attesa il maxi vertice si riaggiorna e così sfumano le speranze riposte nell'incontro romano di oggi pomeriggio sull'autonomia. Zaia, il premier, chiuda questa partita. Le colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità, per il presidente del Veneto una bella vittoria che apre nuovi scenari nella tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Prosecco UNESCO, maxi schermo e festa in piazza Valdobbiadene, nei sindaci sarà una grande opportunità per il nostro territorio, pronti a coglierla. Fine settimana all'insegna del maltempo, flagellata soprattutto la sinistra Piave, danni a case e aziende, chiesta la calamità naturale ma è prevista una nuova ondata tra stasera e domani. Vi uccido tutti, tragedia sfiorata a Oderzo dove un uomo di origine marocchina ha tentato di uccidere la moglie e i suoi 4 figli con un coltello. Grande successo per la 38esima edizione della folcloristica discesa sul Sile a Silea. In migliaia hanno affollato le rive per il tradizionale spettacolo della festa della Sardea. Da stasera il TG di Treviso di Antenna 3 si arricchisce con le notizie dalla provincia di Belluno per un'informazione sempre più ampia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Finisce con un nuovo rinvio il giorno più atteso per l'autonomia del Veneto. Giovedì alle 8:30 del mattino un nuovo confronto. Tema del contendere oggi il maxi vertice romano, in particolar modo la scuola da riorganizzare, con i 5 Stelle che non vogliono sentire ragioni e non vogliono proprio che venga gestita direttamente dalle regioni l'assunzione dei docenti. Sentiamo. Può raggiungere l'accordo? Certo, siamo qua apposta, poi con sto caldo. Comincia così il D-Day dell'autonomia poco dopo le 14, ma quella di Salvini non ha la caratura di una cavalcata trionfante. Le intenzioni di chiudere ci sono, ma restano annunci e così si va all'ennesimo rinvio dopo le divergenze sulla regionalizzazione della scuola. Tra il 100 e il 20 ci si può trovare a mezza via, diceva venerdì Salvini, e preoccupa ancora l'accordicchio forse tanto temuto da Zaia, che però spera nel Golden Year, l'anno d'oro dei risultati tra Olimpiadi, Prosecco, UNESCO e perché no, autonomia. Ma anche oggi la fumata è nera, anche se i leghisti parlano di confronto positivo. Chiudere in questo lunedì di luglio pareva a tutti già un sogno difficile da realizzare. La Lega spera entro luglio, i grillini invece puntano sulla melina estiva. Tant'è, il vertice è quello delle grandi occasioni. Ci sono il premier Conte, i 2 vice Di Maio e Salvini, Giorgetti, i ministri Stefani per le autonomie, Bussetti per l'istruzione, Lezzi per il Sud, il Veneto Fontana, Toninelli infrastrutture, Fraccaro rapporti con il Parlamento e Bonisoli per la cultura, oltre al vice ministro all'economia Laura Castelli. Il governatore Zaia lancia il suo messaggio al tavolo romano: spero vivamente che il Presidente del Consiglio chiuda questa partita, dice, e poi attacca il grillino sottosegretario Buffagni, reo di aver ipotizzato tensioni tra i presidenti di Veneto e Lombardia che distrarrebbero dai contrasti, prendendosela con l'alleato di contratto. La verità è che se c'è un nemico dei 5 Stelle è negli stessi 5 Stelle, replica Zaia, e per capirlo basta leggere le dichiarazioni ondivaghe che rilasciano. Sul tappeto protagonista il tema della scuola, dicevamo, e quel Bussetti che al Corriere del Veneto aveva lasciato intendere come docenti e personale passeranno alla Regione Veneto e anche i sindacati se ne convinceranno. Si sperava nell'oltranza, un confronto acceso ma ultimativo verso la via della preintesa. Molti passi avanti su diverse materie, così pochi minuti fa il ministro Stefani uscendo dal maxi vertice romano sull'autonomia. Sentiamo. Ora, intanto abbiamo fatto un gran bel lavoro e quando si fanno i confronti, si sono i confronti così, si trovano anche delle soluzioni. Ovviamente l'argomento è articolato, la materia è anche complessa, si tratta su vari piani, su varie materie. Comunque abbiamo trovato dei bei punti di incontro anche per dare una risposta. Ovviamente io oggi ho anche rappresentato la posizione delle regioni, perché è ovvio, noi siamo in una trattativa a 3, non è ovviamente frutto soltanto di un lavoro mio, ma dobbiamo confrontarci con tutti gli altri ministeri, nella dialettica anche nostra interna al governo e poi nei confronti delle regioni. Ci sono molti temi che abbiamo trovato anche abbiamo fatto grandi passi avanti. In materia di salute sicuramente abbiamo un punto di incontro, in materia anche di ambiente, materia molto tecnica, molto anche laboriosa, abbiamo fatto anche lì, abbiamo fatto notevoli passi in avanti, nella materia poi del lavoro,
anche di quello che appartiene proprio alla competenza del Mise, abbiamo affrontato il tema dell'istruzione, abbiamo trovato anche dei grandi punti su questioni anche complesse come quelle infrastrutturali, delle competenze che sono state chieste anche dalle regioni. Ed ora cambiamo argomento, parliamo dell'importante traguardo arrivato da Baku, cioè l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità. Per il presidente del Veneto Zaia è una bella vittoria che apre nuovi scenari sulla tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Un ringraziamento ai cittadini e soprattutto un pensiero a tutti quei cittadini dei territori, di questi territori del Prosecco che magari oggi non ci sono più e sono loro i veri artefici, coloro che hanno strappato dai rovi queste colline e hanno disegnato questo paesaggio che da oggi è patrimonio dell'umanità. Da Baku in Azerbaigian l'annuncio e il grazie del presidente Luca Zaia che dopo l'assegnazione delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 fa ottenere al Veneto un'altra medaglia prestigiosa, l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, il 55esimo in territorio italiano. La Commissione ha promosso le colline di casa nostra a pieni voti, unanime il sì dei 21 commissari. Vorrei ricordare che entriamo nel gota dei grandi siti mondiali, tanto per fare un esempio siamo assieme alla Grande Muraglia cinese, siamo assieme alle cascate di Iguazú, ovviamente a Bad Bilonia, al Kilimangiaro, insomma a tutti i più grandi elementi ambientali e monumentali del mondo e quindi il Prosecco patrimonio dell'umanità. Colline del Conegliano Valdobbiadene, paesaggio agricolo e culturale unico sul quale ora andrà applicata una nuova ampia tutela per far sì che conservino la loro bellezza e possano essere meta di visitatori da tutto il mondo. D'ora in poi istituzioni, imprenditori e abitanti saranno ancora più impegnati nel conservare l'integrità di questo habitat, ha aggiunto Zaia, salvaguardandone la biodiversità e sviluppando le potenzialità attrattive. Di giornata storica per il Veneto e l'Italia intera ha parlato il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e alla sua esultanza si è unito il collega agli esteri Enzo Moavero. Un percorso avviato dai 15 comuni del comprensorio, dai consorzi e dalla regione fin dal 2008. Un sogno che ha preso via corpo grazie anche al successo mondiale delle bollicine trevigiane, con un export dai numeri impressionanti con incrementi annuali a doppia cifra. Ora per il governatore manca solo un tassello per rendere questo 2019 straordinario. L'ultimo sforzo lo faremo per l'autonomia. L'autonomia chiude il trittico e direi che con quest'anno si potrebbe chiudere alla grande. E le notizie arrivate dall'Azerbaigian sono state accolte con un boato e una grande festa a Valdobbiadene. Le colline proclamate patrimonio dell'umanità, il trionfo del Prosecco possiamo affermare. Dopo anni finalmente è arrivato il tempo del vino per eccellenza, prodotto tra Valdobbiadene e Conegliano. La notizia arriva dall'Azerbaigian, dalla capitale Baku, dove il governatore Luca Zaia è in trepidante attesa della proclamazione, che arriva qualche ora prima delle 16 ora italiana. L'ufficialità invece giunge alle 13:45 ora di Baku del 7 luglio che resterà negli annali della storia. Al boato che giungerà dal Caucaso arriverà quella di piazza Guglielmo Marconi, dove il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, ha dato appuntamento a tutti i primi cittadini delle colline, in trepidante attesa che alla fine si libererà in un grido di gioia. Una grande gioia ma anche una grande responsabilità che noi amministratori desideravamo e la vogliamo tutta e vogliamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni, con grande senso di responsabilità, con grande impegno, con prospettive future per le nostre generazioni attuali e per le generazioni future. Quali sono stati i punti salienti per arrivare a questo trionfo? Beh, abbiamo un paesaggio a livello di colline, ma non solo, perché abbiamo una storia, una cultura, un mondo agricolo che si è fatto riconoscere e grazie a tutti questi elementi oggi possiamo festeggiare questa grande vittoria. Sono poche le ricezioni turistiche qui in zona? Beh, come diciamo Valdobbiadene ne ha abbastanza. Io sono sindaco del comune di Vidor e quindi ne abbiamo ancora pochine perché è sempre stata sfruttata la zona di Valdobbiadene collinare. Vidor è una zona collinare, però ora bisogna pensarci. Un grande riconoscimento per il Veneto e l'Italia, dicono all'unisono il governatore Luca Zaia e il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio, che dopo la proclamazione ufficiale delle colline patrimonio universale sventolano nella sala il tricolore e il vessillo con il leone.
Una grande vittoria e da adesso tutti al lavoro. Si fa festa dunque dopo la proclamazione delle colline del Prosecco sito UNESCO, ma intanto i sindaci chiedono più strutture alberghiere. È la festa di tutti, non solo di chi ha lavorato per arrivare a questo appuntamento che ha premiato le colline del Prosecco. Tra i tanti primi cittadini collegati a Baku con un maxi schermo nella piazza di Valdobbiadene, anche numerosi cittadini che hanno festeggiato la proclamazione in diretta. Cambierà che come sempre ci impegneremo per mantenere questo bel territorio e dare un prodotto sempre ottimo al mondo. Lei è del posto? Io sono del posto, nato qua nel 58, quindi sono 61 anni che sono qua. Si augura ci sarà più turismo e tutto e più attenzione nell'ambiente, nel luogo, al posto, che è la cosa importante insomma. Adesso si volta davvero pagina, ma i sindaci attendono risposte, attesi 1 milione di turisti in più all'anno e l'esigenza sarà dove ospitarli. Il governatore Luca Zaia da Baku fa sapere già che non saranno autorizzati nuovi alberghi per non devastare un territorio ricco di verde, ma il problema bisognerà affrontarlo come chiedono i primi cittadini. Sono sufficienti gli alberghi, le ricezioni turistiche presenti sul territorio? Ma a mio avviso dovrebbero essere potenziate, ce ne sono, abbiamo visto che negli ultimi anni ne sono sorte di nuove e quelle sorte da nuovo hanno iniziato molto bene da un punto di vista di operatività. Credo comunque ne servono ancora e con questo sia un incentivo per queste nuove aperture. Sicuramente ci sarà, appunto come dicevo, un'opportunità in più, il riconoscimento porterà sicuramente turismo, porterà sicuramente linfa nuova al territorio. Ed ora la cronaca, vi uccido tutti, tragedia sfiorata ad Oderzo dove un uomo di origini marocchine ha tentato di uccidere la moglie e i 4 figli a coltellate. Tragedia annunciata per i condomini del civico 34 di via San Magno a Colfracui di Oderzo. Un uomo di origine marocchina, coltello alla mano, che tenta di sterminare la famiglia, la moglie e i suoi 4 figli. Tutto è avvenuto fra le mura di casa la scorsa notte, al secondo piano di una palazzina a pochi minuti dal centro. Forse una lite scoppiata tra i due, ma c'è chi racconta che non è la prima volta e l'ultima è stata quella fatale. L'uomo ha afferrato il coltello, probabilmente un attrezzo da cucina, e si è scagliato contro i familiari, ferendoli, alcuni anche in maniera grave. Le urla hanno richiamato i vicini di casa, che hanno avvertito i carabinieri. Ma prima che i militari giungessero sul posto, l'uomo aveva già ferito la moglie, immediatamente soccorsa da un'infermiera richiamata dal forte trambusto. Ma non contento il capofamiglia di quanto già provocato, si è scagliato verso i figli. Alcuni testimoni avrebbero riferito ai carabinieri di aver visto il padre inseguire armato i ragazzi anche per strada, tra le grida di aiuto. Improvviso sente le urli dentro il condominio, che esce fuori un ragazzo, stando camminando un po' storto così, pieno di sangue, indietro il suo padre con un coltello in mano, che l'ha messo direttamente dalla spalla, qua vicino alla porta. Dopo quello è scappato e è andato vicino alla pizzeria, di là non l'ho mai visto. L'uomo è stato arrestato alcune ore dopo dai carabinieri. Si era dato alla fuga con una bicicletta, sperando di far perdere le sue tracce. Ma la latitanza è durata pochissimo. Il marocchino adesso dovrà rispondere di tentato omicidio. Moglie e figli sono ora ricoverati negli ospedali della zona. 2 dei 3 versano ancora in gravi condizioni. Ma che famiglia era? Marocchini, sì. No, dico, erano tranquilli, già avevano dato altri problemi? Beh, con me niente, però sentivo già che a volte c'era litigi tra i vicini, quindi sì.
Hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, imputati nel processo per il ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, ferito da un colpo di pistola in piazza Eschilo a Roma la notte tra il 2 ed il 3 febbraio scorsi. Manuel, rimasto paralizzato alle gambe da quella drammatica sera, sta continuando con un impegnativo lavoro di riabilitazione. I due aggressori, che avevano ammesso nelle ore seguenti all'arresto di aver sparato per sbaglio al nuotatore di Morgano, sono a giudizio con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Oggi la prima udienza con la richiesta dei loro difensori di rito abbreviato che consentirebbe loro di ottenere lo sconto di 1/3 della pena. È pesante il bilancio dei danni causati dal maltempo nella Marca nel fine settimana appena trascorso. Chiesto lo stato di calamità in diversi comuni della sinistra Piave e le previsioni annunciano un nuovo peggioramento per le prossime ore. Prima la grandinata sabato sera con chicchi grandi come palline da golf, poi il vento e la pioggia battente con i nubifragi che si sono ripetuti nella giornata di domenica. La Marca tira le somme di un fine settimana segnato dal maltempo che ha flagellato in particolare la Pedemontana e la sinistra Piave. Particolarmente colpita l'area dei comuni di Colle Umberto, San Fioro, Orsago, Cordignano e Godega di Sant'Urbano, dove il maltempo ha provocato danni ingenti a diverse abitazioni, ma anche e soprattutto ad attività produttive ed artigianali. Tetti scoperchiati, acqua all'interno dei capannoni che ha danneggiato merce e materiali. In base ai sopralluoghi che ho avuto modo di fare nelle aziende appunto di competenza del territorio di Godega di Sant'Urbano, ma anche avendo ricevuto questa mattina diverse richieste da parte dei cittadini, quindi privati che hanno avuto danni nei tetti delle proprie case, ho inviato una richiesta di apertura dello stato di calamità naturale. Chiesto dunque lo stato di calamità naturale, ma la preoccupazione non è ancora cessata. La Protezione Civile del Veneto ha prolungato lo stato d'attenzione per criticità idrogeologica in tutti i bacini idrografici sino alle 14 di mercoledì. Prevista nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo. Questa settimana sarà all'insegna dell'instabilità. Con più precisione per domani e per dopodomani ancora abbiamo un residuo anche abbastanza forte di energia potenziale, quindi che viene ancora una volta attivata da code di sistemi perturbati, da impulsi di aria fresca. Quindi sono previsti ancora temporali, naturalmente con il passare dei giorni il calore, l'energia diminuisce, quindi i fenomeni saranno sempre meno intensi. Anche le temperature subiranno un brusco calo riportandosi entro le medie del periodo. Torniamo a Treviso, ora dopo i 2 blitz della Polizia Municipale nel grattacielo di Via Pisa la situazione di degrado è parzialmente migliorata, i residenti però vogliono che i controlli continuino. Sentiamo. Dopo i primi 2 blitz nel grattacielo di Via Pisa il degrado non è ancora finito. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha fin da subito messo le mani avanti. La situazione non è semplice, ha sempre precisato. Nel complesso abitano circa 300 persone e per il primo cittadino la zona va monitorata con costanza. Sebbene sabato mattina alle 6:30 10 agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Andrea Gallo, abbiano controllato 150 persone in 74 alloggi dislocati in 14 piani dell'edificio, già nella notte fra domenica e lunedì ignoti hanno scaricato fra i contenitori dell'umido rifiuti di ogni tipo. Fra i sacchetti neri non regolamentari sono state gettate plastiche, ferro, un televisore e persino dei preservativi. Appena dietro al palazzo un'altra piccola discarica e poco lontano un'auto abbandonata. Per chi abita in questa zona i controlli della municipale devono continuare. È importante far capire che questa maggiore presenza potrà costituire un valido deterrente per chi vuole delinquere o considerare questa via un luogo dove spacciare o abbandonare rifiuti. Giusto, sì. Se non controllo casino. Controlli sarebbero sempre utili, sempre. È giusto che ne facciano ancora tanti? Sì, che vengano pure. È giusto controllare perché qui la zona è pericolosa? Sì, circolano tanti stranieri circolano di queste parti, allora è meglio che controllino. Se ci sono qualche problema, certo è necessario fare qualche controllo. Però si potrebbe fare di più, penso. Sotto la lente dei vigili nei prossimi giorni si dovranno controllare altre residenze, regolarità delle denunce di ospitalità e stato igienico degli alloggi.
In settimana è previsto anche un incontro tra il nuovo amministratore del condominio ed il sindaco Mario Conte, per attuare una stretta collaborazione affinché le problematiche denunciate sia dai residenti della zona che dai proprietari di immobili nel grattacielo vengano affrontate al più presto. Pubblicità, ora ci rivediamo tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Restiamo a Treviso perché si è tolta la fascia tricolore per indossare quella della Serenissima, nuova bufera sull'assessore Silvia Nizzetto. L'assessore, nel momento delle foto ricordo, ha deciso di togliere la fascia tricolore e indossare quella venetista durante una manifestazione con delegazioni straniere. Scoppia un altro caso Nizzetto a Treviso. Sabato mattina, sotto la Loggia dei Cavalieri, si sono esibiti dei gruppi danzanti per la rassegna folcloristica. Silvia Nizzetto, assessore alla scuola e allo sport, era presente in rappresentanza del comune. All'inizio aveva con sé il tricolore invece del sindaco Mario Conte, poi ad un certo punto, quando iniziavano gli scatti ricordo, ha deciso di indossare la fascia giallo-oro della Repubblica di San Marco. Il gesto ha indignato i consiglieri comunali di opposizione. Partito Democratico, Treviso Civica, Lista Manildo e Gruppo Misto ora chiedono le dimissioni dell'assessore. Io trovo che sia una cosa gravissima che un assessore faccia una cosa di questo genere e penso che sia opportuno, siccome è l'ennesimo caso della Nizzetto, che dia volontariamente le dimissioni. Mi stupisce il silenzio di Mario Conte. Un gesto inopportuno, lei come l'ha definito? Io penso che sia un gesto grave più che inopportuno, perché inopportuno può essere magari una svista o un errore. Questa c'è il dolo, è volontario ciò che lei fa. Se lei ha voglia di propagare le azioni venetiste, allora che si dimetta e faccia la venetista. Peraltro viene lautamente pagata dal comune di Treviso con degli euro, cioè circa, anzi più di 2.000 euro al mese. A questo punto macchietta per macchietta la pagheremo in ducati. L'assessore Silvia Nizzetto cerca di placare gli animi. Per lei non vi è nulla di anomalo, le foto sono state scattate in un momento privato. La fascia tricolore l'ho usata giustamente per tutto il momento istituzionale dell'evento e così è stato con i gruppi folcloristici. Finita la manifestazione ho deciso di indossare quella appunto veneta, perché credo che parlando di folklore ci stia anche quello che è il segnale della nostra cultura, quello che è l'emblema della nostra cultura, che è proprio la bandiera veneta. Credo che mettere una bandiera e usare una bandiera veneta con un gruppo, o anzi in questo caso con tanti gruppi folcloristici, tra cui il nostro di Treviso, fosse solo un onore, visto che possiamo andarne orgogliosi. Grande successo ieri per la 28ª edizione della regata folcloristica sul Sile. Nonostante il gran caldo c'è stato il pienone di barche e di pubblico sulla restiera. Partenza classica alle 9 dal Ponte della Gobba, dopo il consueto start dello speaker festoso, sgargiante e rumoroso. Il carrozzone si è fermato per la prima tappa dopo un'ora di viaggio al Maccalè ed anche all'arrivo alla centrale di Silea, folla sulle rive del fiume ad applaudire le decine di barche provenienti da tutta la provincia. La mattinata si è conclusa verso mezzogiorno con l'arrivo delle barche, i consueti gavettoni e l'assalto allo stand della festa, già ben prima dell'arrivo dei carri ad acqua. Per la cronaca, migliore imbarcazione, i vigili del fogo di San Piero di Feletto. Ed oggi si apre nel TG di Treviso una nuova pagina dedicata alle notizie dalla provincia di Belluno per un'informazione sempre più ricca. Dunque alle notizie dalla provincia di Belluno, restano gravi ma stabili le condizioni del 78enne picchiato da un ciclista che l'anziano aveva osato rimproverare. Sull'episodio la procura di Belluno ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni. L'identità dell'aggressore è tuttora sconosciuta. Venerdì mattina, frazione di San Fermo alle porte di Belluno verso Villa Gaggia. Un pensionato è in auto con la moglie diretto verso casa a Lentiai, nel comune di Borgo Valbelluna. D'un tratto Tullio Fattori, 78 anni, si trova a fare i conti con un ciclista che non gli dà strada. L'anziano lo avvisa ripetutamente con colpetti di clacson, ma il ciclista pare ignorarlo rispondendogli in malo modo. Fattor scende dall'auto, lo rimprovera, ignaro di quel che sta per accadergli. E a quel punto infatti che il ciclista ritorna sui suoi passi e gli sferra un pugno, forse più d'uno, al volto e all'addome prima di
fuggire. La scena si svolge sotto gli occhi atterriti della moglie che soccorre il marito e lo invita a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. A San Martino i sanitari visitano l'anziano che dopo gli accertamenti viene dimesso con una prognosi di 8 giorni. Il peggio però deve ancora venire. Verso sera Tullio Fattor si sente male. Da Lentiai la corsa all'ospedale più vicino, quello di Feltre, dove i controlli fanno emergere una emorragia addominale. I medici decidono per un intervento d'urgenza e da allora l'uomo si trova nel reparto di rianimazione del Santa Maria del Prato in prognosi riservata. L'incredibile dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Belluno e di Feltre che stanno cercando di risalire all'identità del ciclista descritto in maniera particolareggiata sia dalla vittima che dalla moglie. Gli atti sono stati depositati alla Procura della Repubblica di Belluno che ha aperto un fascicolo contro ignoti. La sostituto procuratore Catiuscia D'Orlando al momento ha ipotizzato il reato di lesioni. Il maltempo ora che ha flagellato anche la provincia di Belluno nel fine settimana, la situazione più critica a Cavarzano, a pochi passi dal centro cittadino. È venuto giù tutto, è venuto giù un albero piccolo e era l'inferno. La casa di Vittoriana Sovilla si trova ai piedi dello smottamento che nel tardo pomeriggio di sabato ha scaricato fango e sassi addosso alle abitazioni nel borgo di San Francesco. Allora, il movimento franoso è partito dal costone di roccia che scende dalla confluenza fra via Rudio e via Frigimelica. Lì sopra c'è la frazione di Cavarzano. Qui invece siamo a San Francesco, in via San Francesco, esattamente sotto il Ponte degli Alpini. Immediato l'intervento della Protezione Civile, del personale del Comune di Belluno per la messa in sicurezza del versante. In questo momento stiamo operando cercando di limitare al massimo la possibilità che si formino degli accumuli di acqua, che formino dei torrenti, dei fiumi, che poi ovviamente provocano fenomeni di erosione del territorio, come in questo caso qui, e quindi colate di fango. Stiamo lavorando banalmente cercando di incanalare l'acqua e cercare di spostarla verso zone dove può essere smaltita meglio. Un fenomeno improvviso ma sempre più incombente, piove sempre di più e gli apporti sono elevati e concentrati in breve spazio di tempo. Ecco perché, spiega il sindaco di Belluno, ci sono lavori da fare, muri di contenimento, opere di drenaggio, ma le risorse non bastano. Abbiamo ricevuto qualche rimborso anche dalla Regione del Veneto per quanto riguarda le Vaia, ma si parla di 250-270 mila euro, fino adesso abbiamo sostenuto spese per oltre 4 milioni, quindi siamo in una situazione di grande difficoltà. In via Frigimelica la strada è stata interdetta al traffico, in via San Francesco all'opera anche i volontari. Sono arrivato al mare, ero a fare il weekend con gli amici e ho saputo la notizia, subito corso qua a casa e sono riuscito a aprire il garage, per fortuna nessun danno, posso già dirlo, però adesso devo riuscire a tirarla fuori la macchina perché è indispensabile. Ha preso paura? Un po' sì, adesso non è, per fortuna, nonostante l'età, tengo duro però. Un'occhiata alla programmazione, ora tra pochissimo torna 20:10 e torneremo a parlare del Prosecco dopo la proclamazione appunto delle colline di Conegliano Valdobbiadene a sito dell'UNESCO. In studio Ernesto Balbinot, imprenditore appunto del Prosecco, e poi dalle 21:15 torna Ring in studio con Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura al nostro meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. L'anticiclone cede nuovamente, lasciando così aperta la porta a correnti fresche e instabili responsabili di un'intensa ondata di maltempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata. Col passare delle ore è previsto un deciso peggioramento, con temporali diffusi localmente anche forti, specie tra Padova, Vicenza e Verona. Attenzione perché associata alla pioggia non si esclude anche della grandine e anche violenti colpi di vento. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi in calo compresi tra 25 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con rovesci anche intensi dal pomeriggio, con possibili locali nubifragi.
Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino, poi anche in questo caso col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.